Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. C'è una clamorosa operazione della polizia di cui parleremo tra poco e che riguarda una banda di soggetti campani che è stata sgominata dalla polizia, responsabile di centinaia di truffe in tutto il nord-est e anche in Veneto, e c'è l'ombra della camorra su queste truffe con vittime gli anziani, perché alcuni dei soggetti, tra cui il capo di questa banda, fanno parte di un clan storico della camorra a Napoli, il clan dei Forcella. 400.000 euro sono stati sequestrati da parte della polizia. È un'operazione che fra poco ci racconterà Chiara Gaiani da Padova, e sentiremo le voci del questore e anche del capo della procura di Padova. Prima però di parlare di questa importante operazione c'è un altro fronte che, oltre a quello delle truffe agli anziani, che è quello dei furti che stiamo raccontando ormai quotidianamente anche nella zona del Bassanese. In questi giorni davvero non c'è giorno in cui non raccontiamo dell'allarme insicurezza soprattutto nelle case, ma non solo. Oggi Vanessa Banzato è a Rossano Veneto per raccontarci ancora storie che riguardano questa piaga. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, noi ci troviamo a Rossano Veneto perché è l'ennesimo comune preso di mira dai malviventi negli ultimi tempi, ma questa situazione, questo copione si sta ripetendo a Bassano del Grappa, si sta ripetendo a Pove del Grappa, a Mussolente, a Cassola, a Romano. Insomma, nessun comune del territorio è risparmiato da queste razzie dei ladri, razzie che colpiscono le abitazioni e mettono davvero in ginocchio la gente. C'è tantissima preoccupazione. Con me Nicoletta Dalsas, che è una residente che ha pensato tra l'altro di organizzare una sorta di gruppo WhatsApp, ma poi ci racconterà meglio lei, perché davvero la situazione che sta registrando nel suo comune a Rossano Veneto è davvero devastante. Confermo, è purtroppo un tema molto sentito dalla popolazione da tanto tempo, non solo adesso perché è inverno e quindi si fa anche buio prima, ma anche durante l'estate e da diversi anni purtroppo, problema a cui non si trova chiaramente soluzione se non che cercare un attimino di aiutarsi l'un con l'altro. Ci sono già dei gruppi esistenti qui in paese che servono proprio tra vicini di casa anche per fare delle ronde. In questo caso, dopo l'ennesima segnalazione avvenuta ieri sera, abbiamo pensato di creare un gruppo WhatsApp in cui appunto chi ha piacere può iscriversi o inserire altre persone e quindi avere un po' un riferimento molto più rapido di quello dei social, dove magari non tutti hanno accesso o sono iscritti magari al gruppo di paese o non hanno in quel momento la possibilità di guardare. Il telefono oramai ce lo portiamo praticamente appresso sempre in mano e quindi c'è maggiore possibilità di avere subito un'immediata segnalazione di quello che sta accadendo in paese, no? Tra l'altro in pochissimo tempo si sono iscritte un sacco di persone. Tantissimi. Un attimo fa, prima noi di collegarci, eravamo a 147, siamo già a 182, quindi, e ci sono un sacco di persone che mi stanno scrivendo in privato proprio perché magari non tutti hanno dimestichezza con i link, chiedendo appunto di essere registrati, e quindi durante la giornata andremo a inserire tutti quanti in modo tale da avere quanti più numeri registrati. Perché la cosa che fa specie è proprio il fatto che la gente non si sente sicura proprio tra le quattro mura domestiche. Il luogo più sicuro, più tranquillo che dovrebbe essere la casa, purtroppo non è più tale. Non lo è più, c'è chi ha la fortuna anche di avere allarmi piuttosto che sistemi di controllo, no? Perché oramai oggigiorno bene o male cerchiamo tutti di monitorare in qualche modo casa, soprattutto quando siamo assenti. C'è chi invece magari non ha possibilità o comunque è anziano o magari è via, però effettivamente qui oramai, che sia l'estate, non puoi lasciare aperta una finestra, se è inverno e viene buio il rischio è ancora maggiore, e quindi si cerca di fare quello che si può. Sappiamo, perché ogni tanto anche sul gruppo viene segnalato, le forze dell'ordine chiaramente fanno la loro parte, intervengono, noi comunichiamo, però non possono essere chiaramente dappertutto, e visto che il problema mi sembra insomma di capire che ce l'abbiamo in ogni comune,
se sono da una parte non posso essere chiaramente dall'altra. Lei diceva ieri sera, tra l'altro, proprio in una via qua vicina. Sì, nella via qua sotto, via Rocchi, è stata poi colpita tutta la zona di Mottinello. Ci sono zone che sono un attimino magari meno coperte da illuminazione, quindi per questi personaggi è ancora più facile accedere, perché poi ci sono magari anche zone come i campi, Tenente Giardini in centro, è stata colpita via Bessica, ma oramai le segnalazioni sono continue praticamente su tutta diciamo tutto il territorio, ecco. Sì, la gente non ne può più. No, decisamente no, e quindi proviamo a vedere se magari questo può aiutare come deterrente, quantomeno a essere un attimino più allertati, ecco, questo. Tra l'altro anche Cassola sappiamo che in questo periodo tra l'altro dovrebbe iniziare proprio lunedì 1° dicembre per concludersi il prossimo 6 gennaio, ha attivato quello che viene definito servizio antirapina, con un'intensificazione della presenza di forze dell'ordine proprio in questo periodo sotto le festività natalizie, per cercare di arginare il più possibile. Certo è che davvero cioè si cerca di creare sempre più sinergia tra i residenti stessi, che è fondamentale, ecco, vogliamo ricordarlo, tra l'altro fondamentale è il controllo di vicinato. Esatto. Che anche questo è lo scopo del gruppo. Quantomeno se si vede la segnalazione sul gruppo, almeno la persona può anche contattare il vicino di casa e dire: guarda, sono via, butta un occhio, vedi se magari c'è qualche luce accesa, qualcosa, ma diventa anche più facile aiutarsi poi tra vicini, laddove ci si conosca, o perlomeno per riuscire un attimino anche a conoscersi laddove invece non si è ancora, chiaramente magari i nuovi residenti, penso, no? Che non hanno conoscenza magari sul comune e che in questo modo possono avere un minimo di aiuto, ecco. Quindi diventa fondamentale questa collaborazione tra residenti, le forze dell'ordine e ovviamente le istituzioni, le amministrazioni comunali. Nicola, per il momento da Rossano Veneto è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Allora, in attesa di collegarci fra pochissimo con Padova, Chiara Gaiani, la banda con alcuni anche esponenti della camorra che era dedita alle truffe. Restiamo sui furti, perché c'è stato 2 sere fa una spaccata in pieno centro, a 2 passi da Piazza dei Signori a Treviso. Quando sono arrivata ho trovato il vetro della porta per terra e questo, insomma, e la cassa, una parte della cassa che mancava. E poi dalle telecamere siamo risaliti che è entrato il soggetto alle 3:30 di questa mattina. Eccolo il ladro, mentre ripreso dalle telecamere di videosorveglianza entra nella pasticceria Casellato, nella centralissima piazza San Vito a Treviso, a 2 passi da Piazza dei Signori e dal municipio della città. Il ladro, con il volto coperto da un passamontagna, ha agito da solo. Verso le 3:30 ha sfondato la vetrata della porta d'ingresso ed è entrato puntando dritto alla cassa. Qui ha letteralmente sradicato il registratore ed è fuggito. Pensa, con un piede di porco sia riuscito ad aprire proprio, levare la parte del vetro, a levarlo dal telaio della porta, perché lui proprio si vede che spinge il vetro ed entra, e dopodiché il vetro cade addosso, insomma, lui cade in terra di conseguenza. Bottino il fondo cassa dell'attività. Poi ci sono i danni, quelli diretti all'infisso della pasticceria, e quelli indiretti, visto che stamattina tra pulizie e ripristino Casellato non ha potuto aprire in orario. Un colpo dalle modalità praticamente identiche a quelle dei furti messi a segno a Treviso ad agosto dell'anno scorso, quando vennero svaligiati la gastronomia Le Papere di Albertini a Porta Santi 40, la Spiga d'Oro, il dopolavoro ferroviario di Via Benzi, il bar del Cafoncello e pure il ristorante all'interno del Racquet Club di Panatta. Allora le indagini della polizia portarono dopo qualche settimana all'arresto di 2 uomini italiani. La speranza di Roberto Casellato, titolare della pasticceria, è che anche stavolta il ladro venga catturato. E intanto c'è un problema che riguarda la Marca Trevigiana e Treviso in particolare, perché la polemica di questi giorni è che secondo i dati del Ministero il tasso di delittuosità in Veneto è troppo basso rispetto ad altre zone del paese, e quindi per quanto riguarda la Marca Trevigiana, ma in tutto il Veneto, paradossalmente, nonostante questi furti, i fondi per nuova videosorveglianza non arriveranno o non arriveranno a breve, e questo ha provocato la reazione del sindaco di Treviso nonché presidente di ANCI Veneto. Sentite.
Siamo di fronte a un'emergenza straordinaria, un'emergenza furti che sta vedendo colpiti tutti i centri del territorio. Noi abbiamo partecipato, così come tanti altri colleghi, ai bandi che il Ministero mette a disposizione per incrementare i sistemi di videosorveglianza, tra l'altro tecnologie che ci vengono chieste anche dalle stesse forze dell'ordine. Veniamo sollecitati ad installare videocamere di sorveglianza che sono certamente un ottimo deterrente. Dispiace poi quando escono le graduatorie e i comuni veneti sono sempre sul fondo della graduatoria perché dal Ministero considerati comuni sicuri. Ringrazio il Governo per le risorse che costantemente mette a disposizione per questi progetti, però a fronte di un'emergenza straordinaria come l'emergenza furti noi chiediamo anche un'erogazione straordinaria di fondi per i comuni per poter proteggere i propri cittadini e le proprie comunità. Queste le parole del sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto. Torneremo fra poco ai furti. Prima però, come vi dicevo in apertura, c'è questa importantissima operazione della polizia a Padova con la banda di truffatori sgominata e l'ombra della camorra, perché in carcere anche il capo, un 32enne affiliato al clan camorristico di Rione Forcella a Napoli. Chiara Gaiani, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Pensate, il capo, il camorrista di cui ci parlavi Nicola, ha iniziato ad organizzare questa rete di truffatori direttamente dagli arresti domiciliari, dove stava finendo di scontare una condanna al 416 bis. Quindi davvero un'organizzazione vicinissima alla camorra, perché le lunghe mani della malavita sono arrivate anche su questa tipologia di reati, di crimini odiosi che purtroppo sono molto redditizi, perché in questo momento in cui l'oro è altissimo, vale 115 euro al grammo, loro ne ricavano 75 euro, i proventi sono davvero molto veloci. Ecco, un'organizzazione consolidata che è riuscita a ricostruire con pazienza, sono riusciti a ricostruire con pazienza gli agenti della squadra mobile di Padova in un'attività che è andata avanti circa un anno ed è partita a gennaio del 2024 con l'arresto del primo merlo, perché così venivano chiamati dalla polizia i truffatori che agivano in città e nei comuni della provincia, che è stato individuato in stazione a Padova, portato in questura proprio grazie all'esame del telefono cellulare di questo caro ragazzo giovanissimo incensurato, solo 19 anni. Napoletani si è iniziata a ricostruire quella che era proprio l'organizzazione di questa banda, un'organizzazione davvero molto, molto dettagliata, che aveva una centrale operativa che contattava le sue vittime già nei giorni precedenti cercando di carpire informazioni di tipo personali per poter poi agire con la tecnica ormai conosciuta del finto maresciallo, del finto avvocato, che arrivavano a casa dopo che il nipote o un familiare dell'anziana vittima, tutte ultra ottantenni, tutti ultra ottantenni, magari anche disabili, venivano coinvolti in un incidente e avevano bisogno di soldi subito, soldi che erano appunto contanti oppure i preziosi, anche la fede per esempio delle vittime, anziani che venivano selezionati, pensate, in base anche alla capacità di poter dare denaro. Alla fine, ricostruita la banda, sono 11 le ordinanze di custodia cautelare che sono state emesse dal GIP di Padova su richiesta della Procura di Padova, 2 in carcere, una ha raggiunto il 32enne di cui dicevamo all'inizio, il vero e proprio boss, un'altra una donna di 22 anni sempre campana, altre 9 ordinanze invece sono relative ad obbligo di dimora. Si tratta tutti di campani. 15 i colpi che sono stati ricostruiti, le truffe commesse in Veneto, a Padova, Venezia, Verona, ma anche in altre zone del nord Italia e 3 in centro Italia, trasfertisti che sono stati individuati mentre si spostavano in treno oppure con auto a noleggio. Ecco, tutti i dettagli ve li diamo questa sera nei servizi che confezioneremo per le edizioni del telegiornale. Ringrazio Sandro Ponchio per la collaborazione tecnica, vi lascio le interviste che abbiamo raccolto al procuratore della Repubblica di Padova Angelo Antonio Raccanelli e al questore di Padova Marco Dorisio.
La scoperta di questa indagine è stata quella di aver scoperto una vera e propria associazione per delinquere dedita alla commissione di truffe e di estorsioni, e c'era una ripartizione di ruoli ben decisa, c'era un promotore che praticamente pianificava l'attività delittuosa e attraverso una serie di elementi riusciva a individuare le persone da aggredire e quindi comunicava alle persone che andavano in trasferta, i cosiddetti trasfertisti, i posti dove recarsi per commettere queste truffe o queste estorsioni. Il trasfertista, preso questo incarico, prendeva il treno quasi sempre da Napoli, veniva qui al nord Italia, individuava le abitazioni di queste persone anziane e cercava appunto attraverso queste telefonate, attraverso questi discorsi del finto carabiniere e del finto avvocato di trarre in inganno queste persone. Quello che voglio evidenziare è che purtroppo quello che è uscito è solo una parte di quello che succede, perché spesso e volentieri gli anziani hanno timore a fare denuncia perché si vergognano davanti ai propri familiari. Quindi l'invito che faccio è praticamente invece di denunciare questi episodi, perché attraverso le denunce si può sempre riuscire a scoprire i responsabili. Una premessa doverosa. Parliamo di un reato odioso che viene perpetrato nei confronti di persone vulnerabili. Parliamo anche di persone ultranovantenni, che sono gli anziani della nostra storia, la nostra memoria, vanno coccolati, tutelati. Il reato odioso posto in essere da persone vigliacche, perché appunto se la prendono con persone indifese. Le dure parole del questore Marco Odorisio. Abbiamo parlato di camorra, dell'ombra della camorra su questi furti. Parliamo invece adesso di una buona notizia, perché parliamo di beni confiscati alle mafie che si trasformano in alloggi per giovani coppie, ma anche luoghi per le associazioni. Accade a Montecchio Maggiore. Luisa Bertini, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in via Bacchiglione, dove oggi sono state inaugurate quelle che sono state ribattezzate le case sul fiume. Parliamo di 11 alloggi confiscati negli anni passati alle mafie e oggi ridestinati a finalità sociali. Ne parliamo con il sindaco Silvio Parise e con il vice sindaco che ha seguito la questione da anni. Dunque, sindaco, quale destinazione avranno questi alloggi? Allora, intanto devo ringraziare tutti quanti chi ha portato a questa situazione oggi, questo giorno importante. Sono destinati questi alloggi a ragazzi o ragazze che hanno della disabilità per l'inclusione e a coppie giovani che in qualche modo vogliamo incentivare quelli che sono l'inizio di nuove famiglie nel nostro territorio, quindi dando anche dei canoni agevolati perché possono partire e creare anche loro la loro famiglia, che tante volte questo non succede. Noi l'abbiamo praticamente preso in mano l'anno scorso, questa nuova nostra amministrazione. Abbiamo fatto delle migliorie perché erano fermi da alcuni anni, perché la cosa parte dal 2015, e siamo arrivati oggi a questa inaugurazione e consegna di questi immobili. Ecco, un progetto che, come anticipavo, parte da lontano, parte negli anni scorsi con l'amministrazione guidata dall'attuale vice sindaco Gianfranco Trappula. Ecco, qual è stato il percorso per arrivare ad oggi? Sì, allora, la prima notizia di questi appartamenti è stata data dalla stampa nel 2015 e abbiamo controllato, abbiamo visto che gli appartamenti, quelli nel Vicentino, perché non sono solo questi che sono stati sequestrati nel Vicentino, ma ce n'erano anche a Montecchio Maggiore, 11 appartamenti che sono questi sostanzialmente. E da lì abbiamo cominciato a domandare in giro, perché nessuno sapeva niente allora. Poi c'è stato un periodo di silenzio totale, poi nel 2021 invece la prefettura ha chiamato il comune, come anche gli altri comuni del Vicentino interessati appunto a appartamenti o comunque edifici sequestrati dalla mafia, ci ha convocato e ci ha detto che c'era questa disponibilità da parte dello Stato di cedere questi appartamenti, nel nostro caso, per scopi che potevano essere scopi sociali, sono lo scopo principale, ma non solo, poteva essere anche dedicato ad altre cose, per esempio per le forze alloggi per le forze dell'ordine o altro. E a quel punto il prefetto di allora ci ha chiesto di presentare un progetto per capire qual era la valenza del progetto, insomma l'assegnazione di questi appartamenti, dove andava fatta, perché a quel punto lì eravamo in concorrenza, no? E allora noi abbiamo pensato insieme alle associazioni locali di presentare questo progetto di co-housing, quindi di un progetto sociale che va proprio ad agevolare le persone meno fortunate che vogliono però intraprendere una vita da soli, no?
E questo progetto, che già esisteva ed era gestito dalle cooperative sociali qui a Montecchio, è stato, diciamo, il punto di forza della nostra richiesta, della nostra richiesta appunto per l'utilizzo di questi appartamenti. 5 appartamenti infatti sono adesso destinati proprio a questo tipo di attività. 4 appartamenti invece li abbiamo destinati alle giovani coppie, perché anche lì c'è bisogno di avere la possibilità di dare appunto a persone, no, che vogliono mettere su famiglia e non trovano casa, oppure la casa costa troppo, di poter iniziare a vivere insieme, no? E qui insomma abbiamo già un bel esempio, perché è già nato un bambino su una di questi appartamenti e quindi già attivo. E 4 appartamenti appunto destinati a questo scopo. Gli ultimi 2 invece ce li siamo tenuti come comune per le emergenze, perché ce ne sono purtroppo emergenze abitative, e quindi ce li siamo tenuti da una parte. Questo ha fatto sì che appunto la bontà del progetto fosse quella che poi ci ha regalato questa cosa. Ecco, oggi festeggiamo l'obiettivo finale, che è quello appunto raggiunto, e soprattutto per dare delle risposte alla nostra comunità. Ecco, l'avete sentito, nuova destinazione per questi alloggi. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Restituisco la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, a Simone Squarcina e ai tuoi ospiti. Torneremo più tardi a parlare della cronaca anche, ma c'è la politica che incombe, perché questa mattina nella Kermesse tradizionale di Giobbe Orienta a Verona, alla presenza anche del ministro dell'istruzione Valditara, c'è stata e c'è tuttora la prima uscita istituzionale da presidente del Veneto per il neoeletto Alberto Stefani. Sta seguendo questa giornata importante a Verona, stanno seguendo Marta Zatta e Simone Merlo. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo appunto in fiera a Verona alla 34esima edizione di Giobbe Orienta, il salone nazionale della formazione, del lavoro e della scuola. Noi in questo momento ci troviamo proprio nel padiglione della Regione Veneto, e qui ci sono le scuole, gli istituti della ristorazione che sono al lavoro, stanno mostrando insomma quello che fanno tutti i giorni, e proprio pochi istanti fa è passato a trovarli anche il neoeletto presidente del Veneto, Alberto Stefani. Questa appunto, come dicevi, era la sua prima giornata, la sua prima uscita pubblica, e lui l'ha voluta dedicare proprio ai giovani. Più volte durante la sua campagna elettorale ha detto che proprio loro saranno al centro del suo impegno politico. Ecco, ascoltiamo le sue parole. Presidente, ci sono novità sulla composizione della Giunta? Stiamo lavorando già alla Giunta, sarà una Giunta di qualità, persone che vengono dal mondo dell'amministrazione locale, che quindi abbiano conosciuto cosa significa prendersi e assumersi delle responsabilità, persone che conoscono il tema di riferimento e che quindi se affrontano un tema lo affrontano con competenza ed esperienza nel settore, e soprattutto persone che risponderanno al territorio, risponderanno nel loro ambito di riferimento. Dobbiamo costruire una giunta di qualità per dare risposte ai cittadini del Veneto e soprattutto a guardare al Veneto dei prossimi 20 anni. Ci sono delle... No, adesso stiamo lavorando, non posso darvi indicazioni sulla giunta, ovviamente ci stiamo mettendo già all'opera perché è necessario partire il prima possibile. Io non ho ancora la proclamazione ovviamente perché arriva nei prossimi giorni, quindi nel momento in cui sarò ufficialmente presidente della regione poi potremmo intervenire in maniera compiuta. E cercheremo di fare del nostro meglio. È chiaro che la territorialità è importante, come è importante anche la rappresentanza di genere per quanto mi riguarda, e come è importante anche la qualità, che viene sempre prima di tutto. Credo che la qualità debba essere la stella polare di ogni scelta, soprattutto nella composizione di una giunta. A proposito di sindaci, Zaia a Venezia? Beh, diciamo che Zaia è una figura straordinaria, può fare quello che vuole, come ho sempre ribadito, è una persona che oltre a dimostrare capacità amministrative ha una grande popolarità e per fare il sindaco questo conta. E penso che sia sicuramente una delle possibilità, poi penso ne abbia anche molte altre. Io ovviamente sarò felice se deciderà di rimanere in regione perché insomma lo posso anche dire, gliel'ho chiesto anche un po' di rimanere, no?
mi farà piacere soprattutto perché ha scritto una pagina straordinaria, anzi 15 anni di pagine straordinarie di questa regione, e mi piacerà, qualsiasi sia il ruolo che deciderà di avere in regione o altrove, poterne scrivere altri insieme a lui. Presidente, cosa ne pensa della leva militare per i giovani proposta da Crosetto? Ma noi ci siamo su questo esposti in maniera molto chiara, e visto che siamo in Regione Veneto credo sia più opportuno per i cittadini e per i ragazzi del Veneto lanciare delle iniziative in collaborazione con le associazioni locali. Tra queste abbiamo lanciato il Servizio Veneto, che non è un servizio militare ma è un servizio ovviamente messo a disposizione dei ragazzi con le associazioni locali, con la protezione civile. Credo che prima di tutto un ragazzo debba conoscere la protezione civile, conoscere come si difende il proprio territorio, conoscere delle realtà fondamentali del proprio territorio e mettersi a disposizione delle associazioni del nostro territorio. E vorrei dire che per qualcuno che commette delle inciviltà o commette degli atti di bullismo, commette violenza, purtroppo sono all'ordine del giorno anche in giovanissima età, questi campus potrebbero anche diventare obbligatori, imparare il senso del dovere, il dovere civico e mettersi a disposizione magari di chi è più fragile. Ecco, proprio nello stand della Regione Veneto è appena arrivato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Quest'anno è dedicato insomma al rapporto tra intelligenza naturale e intelligenza artificiale, un tema sempre più attuale. Sì, ci sono due temi che caratterizzano Job Orienta quest'anno, il tema dell'intelligenza artificiale, il tema del 4+2 dell'istruzione tecnico-professionale. Sono due temi su cui il Ministero a cui ha rivolto una grande attenzione. Ricordo che siamo stati fra i primi paesi al mondo ad avviare la sperimentazione dell'utilizzo di questi apparati virtuali per favorire il miglioramento degli apprendimenti per i nostri giovani, e dall'altro abbiamo varato questa riforma importante che collega scuola tecnica e professionale con il mondo del lavoro, proprio per offrire delle qualifiche ben retribuite in tempi più rapidi e quindi opportunità occupazionali significative a tanti giovani del Veneto e di tutta Italia. Ecco, le faccio un'ultima domanda perché so che ai tempi stretti si parla sempre più di fuga di cervelli. Come far rimanere i nostri giovani qui in Veneto e in Italia? Beh, per esempio scegliendo questi percorsi formativi che sono straordinariamente richiesti dal mondo dell'impresa. Ho visto anche le retribuzioni di primo ingresso molto interessanti. È chiaro che se si fanno scelte professionalizzanti di questo tipo sono le imprese che ti corrono dietro ed è difficile abbandonare il nostro paese per andare all'estero. Ecco, io ringrazio il Ministro per averci dedicato il suo tempo e adesso per il momento dalla Fiera di Verona è tutto, a te la linea. Grazie davvero a Marta Zatta e Simone Merlo per questo contributo importante. Restiamo sulla politica, abbiamo visto Stefani, la composizione della Giunta, ma c'è anche un consiglio insomma da capire come verrà composto e se tutti quanti poi i conteggi verranno confermati. E a proposito di questo, da Vicenza c'è il caso Fratelli d'Italia con Gio Formaggio che balza terzo, secondo dei non eletti, e per Rucco si riapre la corsa a un posto proprio in giunta. Clamoroso nel dopovoto veneto. Il caso Rucco si riapre dopo l'aggiornamento dei dati pubblicato dal portale Eligendo. Gioè Formaggio non è più dietro a Giulia Sottoriva. Con 6.765 preferenze la aggancia e la supera, diventando terzo in lista per la posizione, secondo dei non eletti. Un sorpasso che rimette mano alla geometria dei seggi per Fratelli d'Italia. Così cambierebbe tutto anche per Rucco, con Formaggio terzo, l'effetto domino che teneva l'ex sindaco di Vicenza lontano dalla giunta per evitare l'ingresso della fedelissima Di Berlato si dissolve. Con Rucco un assessorato pesante, a subentrare non sarebbe più Sottoriva bensì Formaggio, e Berlato, l'europarlamentare, senza il paracadute della sua pupilla, resterebbe probabilmente a Bruxelles.
Tutto risolto allora? Non proprio. Il primo dei non eletti di Fratelli d'Italia alle europee è Piga, esponente di Comunione e Liberazione. Un nome che pesa perché proprio CL, raccontano fonti romane, ha chiesto alla Premier una rappresentanza europea. Se Berlato rientrasse a Venezia, al Parlamento europeo salirebbe Piga. Se invece resterà a Bruxelles, la partita veneta si stabilizzerà su Formaggio consigliere e Rucco assessore. Una trama politica che si gioca su molti equilibri e che è tutt'altro che chiusa. E poi, tornando invece alla Lega, dopo il voto alle regionali, la segreteria provinciale della Lega a Treviso è già pronta al lavoro sui dossier più caldi. Ovviamente si apre il fronte delle elezioni amministrative, c'è sempre il derby che si consuma tra Paola Roma e Sonia Brescacin per un posto in giunta, il tema è sempre quello, ed è una Lega che a Treviso sogna di fatto di ritornare Liga. Io credo che la politica sia sempre e comunque in costante evoluzione e questo non è un percorso da escludere a priori, anzi io ritengo personalmente che in questa fase storica possa essere un percorso a livello strutturale da tenere anche in considerazione e da valutare. È un'apertura che sa tanto di auspicio quella di Dimitri Coin, segretario provinciale di una Lega trevigiana ritornata ruggente dopo il verdetto delle regionali, un 40% e oltre, che non solo tonifica ma cambia le prospettive. Sullo sfondo la creazione di una Lega a doppia velocità su modello della CDU tedesca, che in Baviera si chiama CSU e di fatto è un partito territoriale pur se gemello. Per i leghisti poi sarebbe un ritorno alle origini, alla Liga. Questo sarebbe comunque una rivisitazione di tutta la struttura del partito dove chiaramente ogni area avrebbe le proprie istanze, ogni area determinerebbe le risposte alle necessità dei propri cittadini. Emattatore di una Liga del Nord, chiamiamola al momento così, non potrebbe non essere Luca Zaia, che martedì al K3 ha confermato di averne già parlato con lo stesso Salvini, mentre è di queste ore l'intervista del generale Vannacci al quotidiano Il Foglio. Zaia al comando della Lega non mi preoccupa, dice il vice segretario del Carroccio, che parla allo stesso tempo di un partito plurale. Da Trieste intanto commenta il verdetto veneto Massimiliano Federiga, che guarda proprio al fattore Zaia. Il numero di preferenze mai viste nella storia del Veneto, così tante, per una persona testimoniano che Zaia sicuramente è un valore aggiunto fondamentale che è un patrimonio, penso, di quella regione e i cittadini l'hanno voluto riconoscere in modo esplicito. Tornando alla Marca, la Lega è già in assetto per le comunali di primavera con le partite clou di Conegliano e Castelfranco. Quindi il lavoro sicuramente ce n'è da fare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. C'è poi una partita nella partita, il derby tutto leghista e al femminile tra Sonia Brescacin e Paola Roma. Sarebbero loro i nomi in pole position per l'assessorato trevigiano, magari al sociale, materia che entrambe padroneggiano. Sarà il presidente Alberto Stefani a scegliere le donne e gli uomini che deciderà di portare all'interno della sua giunta. Se l'aspetta però questo ruolo? Assolutamente no, come non mi aspettavo il fatto di entrare appunto nella lista. Di politica parleremo però anche dopo la pubblicità, o meglio di tensioni politiche. Ripartiremo da quanto accaduto due sere fa a Schio, la passeggiata per la sicurezza di Forza Nuova e in contemporanea il presidio antifascista che è sfociato poi in tensioni e disordini e ovviamente polemiche, e quindi ripartiremo da qui, subito dopo la pubblicità. Una serata ad alta tensione, quella vissuta a Schio, in cui a fare da contraltare alla passeggiata per la sicurezza preannunciata qualche giorno fa dagli attivisti di Forza Nuova nelle vie del centro storico per sollecitare l'attenzione sul tema sicurezza, cui hanno aderito una trentina di persone, si è contrapposta una manifestazione autorizzata in forma statica di Centro Sociale Arcadia e Ampi, che secondo le stime delle forze dell'ordine avrebbe raccolto la partecipazione di circa 300 aderenti, scesi in piazza per opporsi alla stessa presenza degli esponenti di Forza Nuova in città. Questa opposizione, che è del tutto legittimo come manifestarla verbalmente, chiaramente attraverso quindi una pacifica dimostrazione di dissenso, si è rapidamente trasformata in un tentativo di venire a contatto
con questi esponenti di Forza Nuova. Chiaramente sul mio ordine le forze di polizia erano schierate per impedire che vi fossero disordini. A un certo momento si è reso necessario chiaramente reagire a questo tentativo violento di venire a contatto con gli esponenti di Forza Nuova. Grande il dispiegamento di forze tra carabinieri, polizia locale, polizia di Stato, dapprima intervenuti con gli idranti, 4 gli agenti rimasti contusi. Inizialmente si è tentato di contenerli attraverso l'uso dell'idrante, così non è bastato, hanno continuato a venire avanti, sono entrati a contatto con il reparto, hanno lanciato diversi oggetti contundenti, quindi insomma si sono resi particolarmente aggressivi, violenti, violando logicamente la legge, commettendo reati. Intanto sono in corso gli accertamenti per appurare eventuali responsabilità. Certamente la Digos riferirà alla procura di tutta l'attività che verrà svolta per individuare tutti coloro che si sono resi responsabili di reati e perché questi vengano logicamente sottoposti all'azione penale. Va benissimo manifestare le proprie idee, rispettiamo però quello che viene prescritto dalla questura, in questo caso, con molta attenzione, e soprattutto perché utilizzare Schio come un'arena, come un circo in cui sfogare le proprie ideologie. Questo lo trovo veramente scorretto. Io sono stufa di trovarmi in queste situazioni in cui non c'è rispetto per la città. Tuona il primo cittadino all'indomani della manifestazione e contromanifestazione in cui le forze dell'ordine hanno evitato lo scontro tra le parti. Sindaco che aveva già preso le distanze da entrambe le mobilitazioni. L'appello era quello di evitare e di rendere la cittadina dell'Alto Vicentino un palco per dare adito ad uno scontro tra ideologie. Ad oggi non nasconde tutta la sua indignazione sull'accaduto. Certamente bisogna fare un focus e manifestare per denunciare un problema, però io non credo che la risoluzione del problema sia venire a manifestare a Schio e poi addirittura andare in cerca dello scontro, perché poi alla fine era già stato tutto pensato, era per quello che non volevo che succedesse questo. Sugli eventi intervengono anche gli esponenti politici locali, richiamando l'attenzione sul rispetto delle regole e del confronto non violento, pur mantenendo posizioni diverse. Ferma, ripeto, la libertà costituzionale di esprimere idee e di esprimerle nel modo più opportuno, ma si devono esprimere in un perimetro di legalità. Va fatto sempre nel rispetto delle regole, nel rispetto di una dialettica politica che rimane all'interno di un dialogo civile, ovviamente. È giusto sempre manifestare, non è giusto secondo me che manifestino persone che mandano l'idea di voler sostituirsi allo Stato. La sicurezza è monopolio dello Stato. Abbiamo visto, siamo rientrati, abbiamo visto quanto accaduto 2 sere fa a Schio, anche i commenti politici su quanto accaduto, idranti in azione a Schio 2 sere fa, idranti della polizia in azione ieri mattina, l'abbiamo visto anche in diretta a Tessera, era il giorno dello sciopero generale, c'è stata la manifestazione con oltre 1500 persone proveniente dai centri sociali da tutto il Veneto, un lungo corteo che poi è arrivato ai cancelli della Leonardo, lo stabilimento Leonardo, per protestare contro l'economia di guerra, un lungo faccia a faccia con le forze dell'ordine, poi al momento in cui il corteo ha avanzato verso i cancelli per bloccare l'attività è arrivato al momento di tensione. Rivediamo quanto accaduto ieri mattina. È finita come nel corteo del 22 settembre al porto di Marghera, con gli idranti sparati dalla polizia sui manifestanti. La protesta "Blocchiamo la Leonardo" davanti ai cancelli della fabbrica a Tessera. Leonardo è uno dei simboli di chi è una partecipata statale, l'azionista di maggioranza di Leonardo è lo Stato italiano, e è stato dichiarato da Cingolani stesso che l'invio di armi a Israele e le relazioni economiche non si sono mai fermate nel corso del genocidio. È il simbolo di chi si arricchisce sulla morte, la distruzione e sull'economia di guerra, e siamo qui anche oggi
oggi perché questo è un simbolo, e andando incontro alla finanziaria di guerra che ci sarà, perché stanziare oltre 30 miliardi di euro in economia di guerra, spostare il famoso 5% del PIL in armamenti, significa chiaramente fare delle scelte, finanziare la guerra, le armi e togliere risorse e finanza a quello che invece sono i bisogni quotidiani, il welfare, l'istruzione, l'università, la sanità, la casa pubblica. La protesta, che ha visto la partecipazione di circa 1500 persone provenienti da tutto il Veneto, è iniziata alle 10:30 con il corteo partito dal parcheggio di Canoghera. L'obiettivo era quello di invadere simbolicamente la fabbrica, ma un ampio dispiegamento di forze dell'ordine in tenuta antisommossa ha impedito che potessero avvicinarsi oltre. Dovremmo essere tutti in questo momento, oggi in tutta Italia e nel mondo, in piazza a gridare basta a questo schifo, perché quando è successo nel passato abbiamo tutti detto mai più, e invece sta succedendo per interessi economici in cui l'Italia direttamente, personalmente è coinvolta. Quello che sta accadendo, si era sempre detto che non sarebbe mai più dovuto succedere, che le guerre non sarebbero mai più dovute accadere in questa terra, e invece ci sta ripetendo di nuovo, e molte persone stanno zitte perché fondamentalmente non capiscono veramente, lo sentono come distante da loro. Un atto di aggressione del genere ultimamente l'abbiamo solo visto nei libri di storia, e visto che nessuno si è alzato allora, noi vogliamo alzarci oggi. Questo è il nostro grido di allarme, di battaglia. Per alcune ore la zona è stata interdetta al traffico, provocando una lunga coda di auto dirette verso il Casinò o verso Mestre. Intorno alle 14, dopo che la polizia ha allontanato i manifestanti con gli idranti, la strada è stata liberata. Una ragazza, raccontano gli scioperanti, sarebbe stata ferita. Queste le immagini di ieri raccontate dai nostri inviati Ilaria Marchiori e Simone Merlo. A proposito di scioperi, continua a oltranza lo sciopero La Hydro di Feltre contro la chiusura, quindi non si è limitato ai 2 giorni annunciati, ma proseguirà a oltranza lo sciopero dei 115 dipendenti dell'azienda delle estrusioni in alluminio di Feltre Hydro, appartenente all'omonimo gruppo norvegese, la cui chiusura era stata annunciata dalla proprietà nei giorni scorsi. Un fulmine a ciel sereno con 115 dipendenti in ballo. La stensione del lavoro, precisano fonti sindacali, proseguirà almeno fino al 3 dicembre, data in cui è fissato un incontro tra le parti nella sede di Confindustria della città bellunese, nel corso del quale saranno esaminate le eventuali possibilità di scongiurare la dismissione delle attività. Il provvedimento di chiusura riguarda altre 4 sedi in Europa, sulle circa 140 presenti nel mondo, ma solo Feltre è toccata in Italia dalla riorganizzazione del gruppo. Quindi prosegue lo sciopero a oltranza alla Hydro di Feltre. Ritorniamo però nel veneziano, meglio a Mestre, in territorio di terraferma, Favaro Veneto per la precisione, perché questa notte, nelle scorse ore, c'è stato un importante passo in avanti nella realizzazione del Bosco dello Sport. Ci racconta tutto Edi Caliman in diretta insieme ad Alberto Pivetta. Buongiorno. Buongiorno Nicola, a te e ai telespettatori. Con Alberto Pivetta ci troviamo proprio con alle spalle il Bosco dello Sport, che sta avanzando nella sua costruzione a ritmi serrati e incredibili, possiamo dire. Appena 2 mesi fa la struttura ancora non era visibile, adesso è perfettamente invece definito e delineato. È importante questa giornata perché nella notte si sono concluse le attività di varo del nuovo viadotto di collegamento proprio al bosco, e l'intervento è stato realizzato nella zona proprio dove ci troviamo, che è quella di raccordo autostradale che conduce all'aeroporto Marco Polo. È iniziato nella tarda serata di ieri, invece è stato articolato in 3 fasi: il sollevamento del concio, il trasferimento tra le 2 gru impegnate nella manovra e il posizionamento invece definitivo sui pilastri. Vedete le immagini di copertura che stanno scorrendo per farvi capire anche l'importanza e l'imponenza di questi lavori che si sono svolti in una notte e che hanno visto questo tratto di strada chiudersi proprio per il tempo dei lavori. Traffico scorrevole invece questa mattina con appunto il viadotto già posizionato, viadotto da 48 metri, 240 tonnellate di peso. E Nicola, ti lascio con coloro che hanno guidato sostanzialmente questi lavori in questa notte. Sentiamo le loro parole, poi a te la linea. Il giudice
corda, Mattia, vai giù di corda. Abbiamo varato l'opera più importante, il ponte che collega il raccordo Marco Polo, l'autostrada del raccordo Marco Polo, con tutta la viabilità che porterà allo stadio, all'arena, creando così la fluidità nel traffico e l'accesso migliore a questa nuova importante infrastruttura. Il manufatto in questione ha il peso di 240 tonnellate e viene varato con l'utilizzo di 3 gru sincronizzate di grande portata. Le operazioni consistono nella presa e sollevamento con 2 gru posizionate lato ovest che traslano il manufatto fino al centro dell'autostrada, che corrisponde con il punto di presa della terza gru posizionata nella dorsale est. Una volta agganciata la terza gru, entrambe, quindi la prima e la terza, portano a destinazione il manufatto che corrisponde con l'aggancio del macroconcio 1 precedentemente installato. La settimana prossima procederemo a installare il terzo elemento che pesa 310 tonnellate e quindi il manufatto nella sua configurazione finale sarà ultimato. È il momento dell'ultima pausa pubblicitaria, fra pochissimo di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta l'ultima parte di Focus TG per parlare di tariffe che aumentano. A Treviso è polemica proprio in queste ore dopo che è stato annunciato che da gennaio arriverà un aumento un po' di tutte le tariffe comunali, dagli asili ai parcheggi. Non c'è settore che non sia interessato dai rincari, lo ha deciso la Giunta Comunale con il bilancio per il 2026. Tra i più critici ci sono i commercianti. Neanche il tempo di stappare il prosecco per festeggiare il nuovo anno che arriva una prima sonora stangata per i trevigiani, una raffica di aumenti, quella decisa per il 2026 dal comune di Treviso, rincari che spaziano dai parcheggi alle mense, al trasporto scolastico, alle rette dell'asilo nido per arrivare alle palestre e ai cimiteri. Una decisione su proposta dell'assessorato al bilancio guidato da Riccardo Barbisan, appena eletto in Consiglio regionale, approvata dalla Giunta la settimana scorsa, ma pubblicata solo ieri, dopo il voto e la certezza dei risultati. Una coincidenza che a più di qualcuno è suonata ben poco casuale, ma tant'è. E se i cittadini, per la maggior parte, ancora non sono al corrente degli aumenti che arriveranno, più arrabbiati sono i commercianti, allarmati soprattutto per i rincari dei parcheggi che aumentano da 30 a 50 centesimi all'ora a seconda delle zone. Spariscono quelle ad €1, aumentano quelle a €2,50 e viene abolita la gratuità nell'orario della pausa pranzo. Bollenti le chat di negozianti, baristi e ristoratori. In un momento di difficoltà estrema, perché non ci sono, continua a essere in sofferenza il commercio di Treviso, e ho già visto i primi commenti sotto i post e la gente dice subito: io a Treviso non metto più piede. È una deterrenza assoluta per il commercio di Treviso. Se hanno un'iniziativa, che ce la dicano. Io spero che ci sia qualcosa di progettualità per il rilancio del commercio, perché in caso contrario, facendo così, è una demolizione del commercio di Treviso. Veneto Imprese Unite rincara la dose, ricordando come il comune abbia chiesto ai proprietari dei muri dei negozi di abbassare gli affitti per poi fare esattamente l'opposto quando si tratta di far pagare il parcheggio a clienti e dipendenti. Sulla stessa linea pure Ascom. Non ne sapevamo nulla, è una delibera imposta, non condivisa, siamo assolutamente contrari, è incomprensibile e anche incoerente rispetto alle iniziative che stiamo facendo sempre con il comune di Treviso per rivitalizzare il centro storico della città. Probabilmente le esigenze di bilancio e probabilmente la mancanza di capacità di trovare altre soluzioni hanno imposto questo, ma c'è la ferma contrarietà di Ascom con Commercio Treviso.
Ci sono ovviamente anche le risposte, le repliche da parte dell'amministrazione, fra tutti il sindaco ma anche gli assessori, che dicono tariffe ferme da anni, rincari inevitabili per la sostenibilità del bilancio comunale. La sostenibilità economica di un servizio passa attraverso l'adeguamento delle tariffe. Abbiamo però verificato e voluto mantenere comunque il fatto che Treviso rimane tra i comuni della cinta della provincia e tra i comuni capoluogo il comune ancora più conveniente. Spiega così il sindaco di Treviso la decisione di aumentare le tariffe che tanto sta facendo discutere in queste ore. Per questioni di bilancio abbiamo deciso di ritoccare in molti casi sotto l'adeguamento Istat, quindi sono dei veri e propri ritocchi, alcune voci di spesa, tra le quali c'è anche il tema dei parcheggi, dove abbiamo per mantenere la gratuità la domenica abbiamo tolto la gratuità in pausa pranzo e abbiamo ritoccato i buoni mensa e abbiamo ritoccato a qualche altro piccolo servizio. È un sacrificio grande che abbiamo chiesto di fare anche alla nostra comunità, però questo è dovuto a questioni di equilibrio di bilancio. Sul fronte mense scolastiche i rincari porteranno l'aumento del buono mensa per i residenti nella fascia ordinaria di reddito da €3,70 a €5,30. Termina con questo anno scolastico l'affidamento e la concessione dei servizi all'attuale ditta che è Euroristorazione, e la nuova base di gara è necessariamente più alta perché aumento dei costi delle materie prime e aumento dei costi del personale ci hanno costretto ad adattare le tariffe, che rimangono comunque competitive rispetto agli altri comuni. Più contenuti, ma comunque previsti anche gli aumenti delle palestre ed impianti sportivi comunali. Purtroppo sono quasi obbligatori, perché sono tutti aumenti che il Comune ha subito nelle variazioni dell'energia elettrica o dei costi, ed erano fermi da tanti anni. Siamo sempre più bassi rispetto a tanti comuni capoluogo e anche a tanti comuni limitrofi. Purtroppo a malincuore abbiamo dovuto farli. Per quello che riguarda lo sport, quindi nel mio caso le palestre, sono veramente minimi. Le polemiche per le tariffe che aumentano, alla celebrazione degli artigiani vicentini con un murale. Il Made in Vicenza sposa il commercio. Un matrimonio celebrato nel segno dell'arte. Un patto, un'alleanza tra due mondi, quello dell'artigianato e quello dei negozi, delle botteghe, delle vetrine. È nel centro commerciale di Torri di Quartesolo che si celebrano gli 80 anni di Confartigianato Vicenza, un legame illustrato dal grande murale che racconta le tante e diverse attività che animano l'artigianato vicentino. Oggi abbiamo inaugurato un murale che festeggia gli 80 anni di Confartigianato Vicenza. Murale che rispecchia e raffigura tutte le attività presenti all'interno del mondo dell'artigianato. L'artigianato che crea valore, che crea valori e che crea legami. Sì, ha creato un legame anche con il mondo del commercio. Oggi l'inaugurazione del murale, che è un omaggio all'artigianato che crea legami. Lo slogan è fare, crescere insieme. Nel murale si celebra l'incontro, figure di uomini e donne in relazione nel mondo produttivo. Alcune figure hanno gli attrezzi dell'artigianato al posto della testa, a dimostrazione che il Made in Vicenza non si fa solo con le mani, ma serve intelligenza, creatività, visione. In una parola, appunto, serve testa. 22.000 imprese artigiane che lavorano nel Vicentino, in questo murale che sono rappresentate con i propri strumenti di lavoro, che creano creatività, che creano legame tra di loro e che creano tanto lavoro e creano anche una ricchezza in questo territorio. Chiudiamo con un omaggio a Sammy Basso, con una canzone, un video per raccontare proprio Sammy, protagonista il gruppo rock I Mercanti di Perle. Alla registrazione hanno partecipato anche gli amici e i genitori di Sammy. Vivere a 100 non è domani, ma è oggi il nostro tempo. La rock band cattolico-cristiana Mercanti di Perle di Vicenza ha voluto raccontare così Sammy Basso, con una canzone che si ispira alle parole del giovane ricercatore di Tezze sul Brenta, al suo modo di vivere, al suo pensiero mai scontato, alla sua voglia, insomma, di vivere a 100. Eravamo giusto a ottobre dell'anno scorso, il 31 di ottobre, la notte di Santi a Roma, e proprio in
quell'occasione ci è venuto in mente Sammy, che era salito in cielo pochi giorni prima, e abbiamo pensato perché non fare una canzone anche su di lui, e quindi da lì c'è nata l'idea di contattare i genitori Laura e Amerigo e fargli questa proposta, che hanno accettato subito con molto entusiasmo. Non è stato facilissimo scrivere il testo, di materiale ce n'era tantissimo, però l'approccio più bello è stato quello di non aver paura di usare le parole. Trovarmi a cantare questa canzone è stata veramente un grande piacere, un grande onore, una grande responsabilità, ma ancora la manifestazione di come una persona, anche quando non la vediamo più fisicamente, ma come questa persona continua a vivere e continua a fare del bene. Al video, che sarà in rete dal 1° dicembre, hanno partecipato anche tanti amici di Sammy e i suoi genitori, Laura e Amerigo. Abbiamo raccolto veramente il suo testimone, noi anche i suoi amici, quindi stiamo facendo veramente tutto quello che lui avrebbe voluto che facessimo. Portare avanti la conoscenza di questa rarissima malattia e continuare a far parlare di quello che era Sammy, dell'amore che portava a tutti, della gioia che portava a tutti, del dire ok, abbiamo questa di vita e la dobbiamo vivere a 100, a 1000, non dobbiamo sprecare mai niente. Un muro non sempre un ostacolo, ma può diventare un'opportunità per salirci sopra e vedere oltre. Con queste immagini ci salutiamo, grazie per averci seguito, arrivederci.